Giovedì 22 dicembre, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con Focus TG, che significa appuntamento con l'informazione del Veneto e dal Veneto, rigorosamente in diretta fino alle 13:30 per raccontarvi tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio. Come sempre, è d'abitudine, insomma, in apertura del nostro Focus, dare un po' la scaletta di quello che sarà il nostro giornale oggi. Tanto spazio alla cronaca, ma insomma, l'ho detto in apertura, è il 22 dicembre, ci stiamo avvicinando al Natale, quindi è tempo non solo di festeggiamenti ma anche tempo di bilanci, quindi vedremo come stanno andando le cose e come sono andate le cose in questo 2022 per quello che riguarda il turismo, gli artigiani, i ristoratori, gli imprenditori, insomma faremo un po' il punto di quest'anno sicuramente difficile per tutti. E poi, come sempre, spazio dedicato al turismo, alle attività culturali, all'attualità e alla politica cittadina. Insomma, tanto di cui parlare. Allora iniziamo subito con un caso di cronaca che insomma ha fatto scalpore e ha tenuto e tiene ancora banco, perché durante la festa di Natale della Benetton Rugby il pilone della squadra, il giocatore Sheriff Traoré, trova una banana marcia all'interno del suo armadietto. Lo sfogo del giocatore originario della Guinea su Instagram è diventato virale. Allora riassumiamo tutto quello che è successo nel servizio di Anna De Roberto. Un post con lo sfondo nero come il colore della sua pelle, nero come la rabbia che Sheriff Traoré stava provando nel momento in cui ha deciso di affidare al web, e a seguirlo sono migliaia di fan, il suo sfogo. Il pilone della Benetton Treviso, originario della Guinea, ha raccontato il grave episodio razzista che gli è capitato nel giorno della festa di Natale della squadra sul suo profilo Instagram. Mentre i compagni si divertivano, come da tradizione, a lasciarsi i regalini scherzosi negli armadietti, a lui è toccata una banana marcia chiusa in un sacchetto dell'umido, praticamente un rifiuto. La maggior parte dei miei compagni rideva come fosse normale. Non ho dormito tutta la notte. Lo sfogo del pilone dal cuore grande, cui è arrivata immediatamente, sempre sui social, la solidarietà di centinaia di amici e fan. Anche il sindaco Mario Conte ha voluto dimostrargli la sua vicinanza. Treviso, scrive il Primo Cittadino, condanna con forza ogni forma e ogni atto di razzismo. Dispiace per quello che è successo al giocatore, un episodio a dir poco spiacevole. La società ha diffuso poche ore dopo un comunicato in cui si legge: abbiamo sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di razzismo, ogni forma di discriminazione. Comportamenti simili, prosegue la nota, non hanno nulla a che vedere con lo sport e davanti ad episodi del genere Benetton Rugby sarà sempre dalla parte del rispetto delle persone. Il giocatore, che nel post sottolinea: episodi come questo all'estero sarebbero duramente condannati, questa volta voglio dire la mia, conclude che il mittente impari la lezione. Mittente che è stato già nel pomeriggio convocato dalla società al cospetto di Sheriff. Un faccia a faccia necessario non solo a placare le polemiche, ma soprattutto a far tornare la serenità in una squadra che evidentemente per una volta non ha dimostrato di essere tale. E ascoltiamo proprio le parole di Sheriff appena concluso l'incontro con i compagni di squadra in società. Oggi pomeriggio ho avuto la riunione con la società dove c'erano i miei compagni, staff e dirigenti. Abbiamo chiarito e il mio compagno che mi ha fatto lo scherzo non l'ha fatto per cattiveria, aveva capito che aveva sbagliato. E lui insieme ai miei compagni ha chiesto scusa e io ho accettato le scuse. E adesso quello che dico è che dobbiamo essere uniti, andare in campo a vincere, essere una vera famiglia. Ed è compito dello sport sicuramente, insomma, promuovere messaggi di lotta, contrasto a qualsiasi forma di razzismo. Questa storia ci insegna una volta in più che insomma certi atteggiamenti, certi comportamenti vanno assolutamente condannati e non fanno parte insomma di quello che rientra nella casistica di civiltà. Detto questo,
punto. Noi adesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Padova, dove una signora, una centenaria, è stata raggirata da un finto avvocato. La donna ha consegnato al truffatore 2.000 euro e diversi gioielli. Tornano a colpire i malviventi della truffa del finto avvocato. Questa volta la vittima del subdolo raggiro è una centenaria residente in Corso Milano a Padova, in pieno centro. L'anziana è stata contattata dal truffatore che l'ha suonato alla porta dicendo di essere un avvocato e amico del figlio, un noto professionista padovano che pochi minuti prima era rimasto coinvolto in un incidente stradale e aveva per questo bisogno di una somma di denaro per risolvere delle pratiche burocratiche. L'anziana, preoccupata, ha fatto così entrare il truffatore e gli ha consegnato soldi in contanti, circa 2.000 euro, e alcuni gioielli per raggiungere una somma più alta. A quel punto il finto avvocato si è dileguato e la signora ha realizzato di essere stata truffata. La centenaria ha chiamato la polizia, che ora sta cercando di individuare il malvivente, e poi si è messa in contatto con il figlio, che è corso subito a casa dell'anziana mamma, confermando di stare bene e fortunatamente di non essere mai stato coinvolto in alcun incidente. Restiamo a Padova, dove rimane ricoverato in ospedale l'anziano investito dal tram. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto l'altro ieri pomeriggio in via Tiziano Aspetti all'Arcella. Sta cercando testimoni la polizia locale di Padova, che sta ricostruendo la dinamica dell'investimento di un anziano travolto da un convoglio del tram alle 17 di martedì in via Tiziano Aspetti, incrocio con via Temanza nel quartiere Arcella. L'uomo, 79 anni, era in sella alla sua bici quando ha urtato e è stato toccato dal convoglio che sopraggiungeva dal capolinea di Ponte Vigo d'Azzere a pochi metri dalla fermata Parasport e dall'ingresso di Piazzale Azzurri d'Italia. L'autista del mezzo ha dichiarato di esserselo trovato di fronte e di essersi immediatamente fermato. L'anziano, ricoverato in osservazione in ospedale a Padova per le contusioni e per lo shock, non è ancora stato sentito. Gli agenti stanno cercando di capire dove si trovasse il 79enne in quel momento, se stesse attraversando la strada o se la stesse percorrendo al centro della carreggiata a ridosso delle corsie riservate al tram. Per circa un'ora la circolazione in una zona della città molto trafficata nell'ora di punta del rientro a fine lavoro è andata in tilt. Non solo il tram, anche altri autobus hanno registrato ritardi a causa dell'incidente. E domani sarà il giorno dell'ultimo saluto, dell'addio al campione Davide Rebellin. Per i funerali al Duomo di Lonigo sono attese migliaia di persone. Saranno migliaia i tifosi, gli amici, i conoscenti, le personalità dal mondo della politica e dello sport che arriveranno a Lonigo per l'ultimo saluto al campione, all'ex ciclista Davide Rebellin, morto a seguito di un tragico incidente a Montebello Vicentino il 30 novembre. Domani la celebrazione delle esequie alle 10 al Duomo, preceduta alle 9:30 dalle testimonianze e dai ricordi di familiari e amici. Prevediamo molte persone innanzitutto della nostra città, perché Davide e la sua famiglia è molto conosciuta ed è molto amata nella nostra città, quindi prevediamo una partecipazione molto ampia. Però Davide è anche un campione di levatura internazionale, quindi ci aspettiamo suoi colleghi, ex ciclisti, ciclisti, quindi avremo di sicuro molta gente. L'amministrazione, che ha proclamato il lutto cittadino, ha messo in moto l'organizzazione per supportare il flusso di persone che arriveranno da tutta Italia per l'ultimo omaggio al campione. In particolare sulla frazione di Madonna, che è dove il corpo di Davide sarà tumulato dopo le esequie, perché è una frazione piccola e quindi ci siamo un po' industriati per trovare spazi per parcheggi eccetera, però anche se ci potranno essere dei disagi, sappiamo che la cosa importante sarà partecipare al dolore profondo della famiglia, e questo sentimento sarà la cosa più importante che pervaderà tutta la città. Funerali che arrivano dopo dolore, l'attesa durata 3 settimane. C'è un sentimento profondo e nobile che è la comunanza del dolore, ed è quello che in questo momento è in tutti noi cittadini di Lonigo, ma c'è un altro sentimento che invece è violento e altrettanto profondo, che è la rabbia.
E insomma, queste ultime parole del sindaco Giacomello riassumono perfettamente quello che è lo stato dei fatti, la realtà a Lonigo. La gente vive un'emozione spaccata a metà. Da una parte c'è il dolore, la commozione, il rimpianto e già la nostalgia per la mancanza di Davide Rebellin, della sua persona e del campione che è stato e che rimarrà. Dall'altra, insomma, il dolore che sfocia nella rabbia per tutto quello che è successo e per come è successo. Allora ascoltiamo la gente di Lonigo. Venerdì lei andrà al funerale. Certo, sì, per forza bisogna andare. Come state vivendo qui? C'è più rabbia, c'è più dolore? La rabbia solo perché non gli fa niente anche altro. Cioè chi lo lascia sempre libero, lei è ancora libero penso, ma manco dovrebbe fare qualcosa. Ho delusione immensa, perché sono andato a vedere anche il posto dove è successa la cosa e mi è dispiaciuto molto e non riesco a capire come ha potuto a non vedere il ciclista che c'era in pista, insomma, sulla rotatoria. Dispiace molto perché era uno di noi. Sicuramente sì, la presenza sì. Lo conoscevate? Sì. Abitavo lì vicino e lui correva in bicicletta, aveva 3-4 anni. Io sono un po' verso i 70, lui era giovanissimo e l'ho sempre seguito, e anche mio nipote corre ed è stato a casa sua. Sicuramente l'autista ha fatto un grave errore, quello di vedere il povero Rebellin a terra e andare via, diciamo, ecco. Doveva fermarsi, prestare soccorso, chiamare la polizia e lì l'atto brutto. Le cose stanno così come sembra che siano, così come evidenziato, e certamente merita una pena esemplare. Lei andrà al funerale? Certamente. Lui a portare via le chiavi e non dare più un cambio. Non riesco a capire il perché di questa Europa che ogni Stato fa quello che vuole. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra pochissimo con tante altre notizie, una ancora che riguarda proprio un omaggio che Lonigo e l'amministrazione comunale stanno predisponendo proprio per Davide Rebellin. A tra poco. Mezzogiorno e un quarto, le 12:15, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 per tenervi compagnia, ma soprattutto per tenervi informati di notizie, cronaca, attualità e tanto altro. Abbiamo ascoltato le parole di una Lonigo spaccata a metà fra dolore e rabbia, di un'amministrazione comunale e di un paese che si sta preparando ai funerali di domani, i funerali del campione Davide Rebellin. Adesso, proprio chiudendo il cerchio, restiamo a Lonigo perché l'amministrazione e il sindaco stanno pensando di intitolare una pista ciclabile al grande campione. Grazie Davide, grande uomo, esempio di umiltà e tenacia. È lo striscione che campeggia sopra l'insegna del bar di famiglia dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. È tutta Lonigo a piangere l'uomo, l'amico, lo sportivo, nell'attesa dell'ultimo addio per celebrarlo. Funerali che si svolgeranno venerdì alle 10 al Duomo, a 3 settimane dalla tragedia in cui l'ex campione leoniceno è stato investito e ucciso il 30 novembre da un tir pirata a Montebello Vicentino mentre si allenava in bici. Un abbraccio che arriva anche dall'amministrazione che ha indetto il lutto cittadino e che pensa ad una dedica che leghi per sempre il campione alla città. L'idea, ancora da concordare con la famiglia, sarebbe quella di titolargli una pista ciclabile. Noi come città gli dedicheremo qualcosa di eterno, di fisso nella nostra città. Ci stiamo pensando, ci confronteremo con la famiglia perché vogliamo che il ricordo di Davide rimanga fisso sempre nella nostra città. Renderne eterno il ricordo, come eterno resta l'affetto per quello che Davide lascia alla città, correndo in bici da quando era piccino, diventando un esempio per le nuove generazioni di appassionati e tifosi. Davide lascia un ricordo profondo.
il suo amore per lo sport rimane, tant'è che con Davide e anche devo dire con il papà di Davide, Gedeone Rebellin, è nato un gruppo ciclistico leonigo importante, lascia l'amore per lo sport soprattutto nei giovani. Ancora cronaca, adesso ci spostiamo a Vicenza per un caso davvero particolare, due finte guardie giurate che sorvegliavano i mercatini natalizi proprio in città a Vicenza, ma appunto erano dei truffatori. È scattato dunque il foglio di via per due pregiudicati. Sembravano vere guardie giurate, ma non lo erano. Indossavano delle pettorine rifrangenti con la scritta security e camminavano in corso Fogazzaro. Alla domanda degli agenti della questura hanno risposto di svolgere attività di vigilanza notturna ai mercatini di Natale allestiti nel centro storico di Vicenza. Ma dagli accertamenti entrambi gli individui sono risultati gravati da precedenti penali e nessuno dei due in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Così come nessun incarico era mai stato conferito alla presunta agenzia di sicurezza privata alla quale hanno riferito di appartenere. Anzi, gli agenti hanno appurato che tale agenzia era priva di qualsiasi autorizzazione. Per questo, nei confronti dei due soggetti, il questore Paolo Sartori ha emesso altrettanti fogli di via con il divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni. Nell'ambito dei controlli della questura in corso Santi Felice Fortunato è scattato un terzo foglio di via per una donna serba, a carico della quale è risultato un rintraccio per indebiti utilizzi di carte bancomat. Per la donna il questore ha disposto la misura di prevenzione antimafia dell'avviso orale e il foglio di via obbligatorio. Adesso un piccolo aggiornamento sui dati Covid. Nelle ultime 24 ore sono 2.802 i nuovi contagiati, quindi il delta, il famoso delta dei positivi, fa segnare più 2.802, dati comunque in calo rispetto ai valori di 48 ore fa, perché insomma nell'ultimo bollettino i numeri erano comunque di 3.064 nuovi positivi, quindi insomma buone notizie sotto questo punto di vista. Purtroppo questo è sempre il momento più difficile quando andiamo a leggere insieme questi dati, dare il numero delle vittime. Sono 9 nelle ultime 24 ore, questo è ciò che riferisce il bollettino della Regione. La situazione negli ospedali indica in area medica 900 ricoverati, si è diminuita di parecchio insomma l'area appunto non critica, quindi non le terapie intensive, mentre quelle in terapia intensiva scendono anche qui in maniera importante, complessivamente sono 37, pensate, meno 34 rispetto all'ultimo bollettino, quindi insomma fortunatamente si svuotano anche le terapie intensive. Come vi dicevo in apertura del nostro giornale, questa è un'edizione un po' particolare perché ci avviciniamo non solo al Natale ma anche alla fine di quest'anno e quindi è tempo di bilanci. E allora vediamo come è andato il 2022 e cerchiamo di capire come sarà il 2023 per le imprese di Confartigianato. Si è tenuta questa mattina nella sede di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto la consueta conferenza di fine anno che ha decretato il bilancio positivo del 2022. Aumentano il numero degli associati da 1124 a 1137. Nella programmazione 2022 l'obiettivo dell'associazione era stato quello di fornire più formazione agli imprenditori nelle attività di controllo e nella tempestività degli interventi di gestione. È fondamentale che puntiamo e continuiamo a puntare sul discorso di formazione per elevare le competenze delle nostre aziende, supportate da un'elevata formazione interna che facciamo in associazione per supportare proprio questo tipo di attività nelle aziende. La formazione per la creazione e la crescita della cultura imprenditoriale nei diversi ambiti conta nel 2022 circa 2.500 ore di formazione distribuite su oltre 300 imprenditori. Chiaramente è un'occupazione in crescita, questo è confortato anche dai dati in netto calo della cassa integrazione,
rispetto all'anno scorso, dove i numeri sono veramente quasi, quasi a zero. Un altro fattore positivo è legato al commercio verso l'estero. L'importante ripresa dell'export ha infatti ridato fiducia alle imprese e fatto salire i ricavi. Queste difficoltà in questi 2 anni hanno portato l'artigiano a innovarsi, quindi non soltanto nell'acquisto di nuovi macchinari, ma anche e soprattutto nel progresso, diciamo, e in tutta nella filiera della produttività del lavoro. La ricerca ha aperto nuove vie di sviluppo e anche le piccole imprese hanno continuato a innovare e ricercare nuove soluzioni tecniche, stilistiche e di processo. L'incertezza nella reperibilità della materia prima per il 2023 continua però a rimanere evidente e marcata. Per bloccare i prezzi le aziende artigiane sono costrette a esporsi da un punto di vista economico, togliendo importanti risorse per il proseguo dell'attività. Insomma, noi sappiamo che, lo sapete anche voi, ci piace dare numeri, dati, curiosità, insomma, per permettere a tutti, a voi in primis, di fotografare al meglio la realtà dei fatti in Veneto. Ecco perché adesso andiamo a commentare, andiamo a scoprire insieme i dati di Veneto Lavoro, come è andata la parte occupazionale, come sta il mondo del lavoro, il bilancio tra assunzioni e rapporti di lavoro che invece si sono interrotti in questo 2022. Velocemente, nel mese di novembre, ripeto, sono dati di Veneto Lavoro, il saldo tra assunzioni e cessazioni di rapporto fa segnare un saldo negativo, quindi si sono persi complessivamente in Veneto 6.400 posti di lavoro. Si tratta di un risultato peggiore rispetto al 2021, ma migliore rispetto al 2020, insomma, quando il bilancio faceva segnare un meno 13.000 posti di lavoro in Veneto nel mese di novembre. Detto questo, cerchiamo un attimo anche di inquadrare come è andato il 2022. Il 2022 in Veneto si conferma lievemente inferiore per quello che riguarda il saldo tra posti di lavoro e rapporti di lavoro che si sono interrotti. Un 2022 che è andato leggermente peggio del 2021, con complessivamente 42.400 posti di lavoro in più in Veneto durante quest'anno. L'anno scorso invece erano stati oltre 51.000 i nuovi contratti di lavoro. Questo è un po' una curiosità, sono dei numeri, dei dati per inquadrare la realtà dei fatti che adesso ci racconta Roberto Astuni. Ci spostiamo nell'area bassanese per parlare di prenotazioni negli alberghi cittadini che superano l'era pre-Covid, ma bisogna fare di più, almeno stando a quello che ci racconta, per quello che riguarda la pianificazione. Manca una governance del turismo, quindi portare qui le persone, poi non saper cosa fargli fare non ha senso, insomma. Nonostante il segno più per le prenotazioni negli alberghi del Bassanese, con un ritorno all'era pre-Covid, con un boom di acquisti di pacchetti di più giorni, per gli addetti ai lavori si potrebbe fare di più. Portiamo qui delle persone, fanno 3 notti, quindi 4 giorni, dobbiamo fargli fare delle attività, non essendo d'estate, quindi tutte le attività outdoor sono impossibili da fare. Abbiamo cercato sul territorio cosa potergli fare e purtroppo abbiamo dovuto spostarci nel Trevigiano, quindi verso Valdobbiadene, per fare le degustazioni ad esempio nelle cantine. Perché? Semplicemente perché lì c'è un territorio attrezzato, c'è un territorio che condivide già da tempo la destinazione, dove uno può fare in un unico pacchetto diverse cose, può decidere di organizzarsi la vacanza come vuole. Ecco, considerando però che anche nel Bassanese ci sono diverse cantine importanti. Sì, assolutamente sì, ma non sono organizzate. Quello che ci vorrebbe è proprio questo, una governance del turismo che possa dare delle risposte non solo a noi operatori del settore, ma anche a tutto il territorio, ma soprattutto ai turisti.
Piccola pausa pubblicitaria adesso, rientriamo tra poco per parlare di Natale, perché ci sono ancora tante notizie di cronaca e poi il momento dei bilanci non si è certo esaurito con i ristoratori e con Confartigianato, anzi, insomma, tutto questo fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, riannodiamo un attimo i discorsi, le fila insomma della nostra scaletta, perché adesso c'è spazio per una tematica natalizia che comunque racconta uno spaccato di vita vissuta di stretta attualità. Il Natale all'interno dei centri diurni, quindi il Natale che coinvolge anche la fascia di cittadini, di popolazione più anziana. Ebbene, dopo la dolorosa pausa della pandemia, in tanti centri diurni sono ripartite oramai a pieno ritmo, a pieno regime le attività e nel prossimo servizio della nostra collega Chiara Gaiani andiamo a così scoprire come si stanno vivendo questi giorni di avvicinamento al Natale nel centro diurno di San Giuseppe di Cassola. Candela, mannaia, stelle, 64 figure al posto dei 90 numeri della tombola nell'antico gioco veneto della Pissotta. Ad animare il tavolo delle donne del centro anziani di San Giuseppe di Cassola è Gianni. Si chiama i simboli. Perché un nome strano. Per nome strano? Sì. E invece della scopa io la chiamo aspirapolvere. Ma la scopa come? E dopo questa qui, a foi a pingeri, che sarebbe la pigiatrice d'uva. Il tavolo 2 pomeriggi alla settimana, Alba e le sue amiche, le affezionate giocatrici. 2 pomeriggi alla settimana, insieme con le mie amiche, la Mariuccia, la Milena, la Maria, la Gabriella, la Giusi, la Fernanda e la Franca e il nostro principale Gianni. A Natale è più bello, sì, perché c'è un'atmosfera più natalizia, ci si sente, ci facciamo gli auguri. Ho imparato quest'anno a giocare questo gioco perché non lo conoscevo. Un po' devo chiedere perché certi omenetti non me li ricordo, comunque è bello giocare qua. Se un tempo si vincevano animali da cortile, adesso le signore si contendono monetine da 10 e 20 centesimi, ma in fondo l'importante è stare insieme. Dopo la sofferta chiusura per la pandemia, il centro è riaperto organizzandosi in associazione, 240 i soci, le donne della Pissotta e del burraco, gli uomini delle carte e poi laboratori, gite, misurazione della pressione, una volta l'anno la visita cardiologica. Gli uomini giocano a scope in rigoroso silenzio, con maestro Luigi a dettare le regole e con le carte francesi. Niente litigi e tanta compagnia con i desideri per Natale nel cuore. Salute. Salute. Desiderio di stare tutti bene e allegramente e volersi tanto bene. Che finisca la guerra, ecco, che finisca la guerra, che ci sia la pace in tutto il mondo. Mancano 3 giorni al Natale e sono in tanti quelli che ancora non hanno scelto i regali di Natale da mettere sotto l'albero. Come sceglierli? C'è una psicologa che ci dà dei preziosi consigli. Anche per questo Natale è partita la corsa alla scelta dei regali, una scelta vissuta con gioia da alcuni e come un obbligo da altri. Scegliere il dono giusto implica la conoscenza e la capacità di trovare quell'oggetto che renderà felice la persona che lo riceve. Per scegliere il regalo giusto ci vuole empatia. Essere empatici vuol dire metterci nei panni degli altri e vedere il mondo dal suo punto di vista, quindi conoscerlo meglio e vedere come vede lui la realtà. In questo modo possiamo capire meglio cosa gli piace, possiamo capire meglio di cosa potrebbe aver bisogno e magari in quel momento non riuscirà a permettersi. Un regalo importante e costoso non sempre è quello giusto. Quante volte ci è capitato di spendere molto e non arrivare al cuore della persona. Qualche esempio: una buona tisana per chi ha bisogno di fermarsi a riposare, oppure un romanzo in lingua originale per chi ha espresso il desiderio di migliorare la conoscenza dell'inglese, o ancora un paio di guanti per chi li ha rovinati ma non può permettersi di sostituirli. Possiamo comprendere meglio che cosa può essergli d'aiuto, di supporto, di stimolo
nel crescere a livello personale, nel migliorarsi, diventare una persona sempre più completa e competente nello stare al mondo. Un regalo può essere in grado di attivare i neuroni specchio del nostro cervello. Quando vediamo qualcuno compiere un'azione, nel nostro cervello si attivano gli stessi neuroni che agiscono quando siamo noi a compiere quella stessa azione e che ci aiutano ad essere più empatici. Allora chiudiamo per un attimo la parentesi sul Natale, torneremo a parlarne tra poco e ci collegheremo anche da Padova, dal centro storico insomma, di Padova, per andare a vedere come stanno andando queste giornate, queste ore di shopping. Adesso torniamo alla cronaca, torniamo alle notizie di attualità. 9 milioni in arrivo dal Ministero della Salute. Questa è la cifra che servirà a completare a Padova il progetto per l'assistenza dei bimbi ricoverati nella fase terminale della malattia. Si chiama Hospice Pediatrico di Padova ed è il centro di riferimento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore della Regione Veneto per quello che riguarda i pazienti più giovani. E dopo un mese dalla presentazione del progetto, ecco che arrivano in tempi rapidissimi 9 milioni di euro dal Ministero della Salute. Molto grande è la soddisfazione dell'associazione Miglior Vita, la miglior vita possibile, per questo importante risultato ottenuto ieri con l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del finanziamento da parte del Ministero della Salute di 9 milioni di euro per il nuovo Hospice Pediatrico di Padova. In cosa consiste il progetto? In 2 opere: la ristrutturazione di un edificio di via Falloppio, dove saranno sistemate 12 stanze con la miglior tecnologia possibile per ospitare i giovani pazienti, e poi 9 bilocali in via San Massimo per le famiglie dei bimbi ricoverati che potranno vivere lì per un periodo. È un traguardo importante, frutto della volontà di una serie di soggetti, l'associazione in primis, ma anche la Regione, l'azienda e l'Università di Padova, ed ora dobbiamo procedere con grande celerità per la redazione del progetto esecutivo e poi per la realizzazione del nuovo edificio. Il finanziamento, 8 milioni e 996 mila euro, copre quasi interamente il costo del progetto. Mancano circa 500 mila euro che ora l'associazione La Miglior Vita Possibile, presieduta dall'ex rettore del Bo Giuseppe Zaccaria, cercherà di raccogliere tra istituzioni e privati. Parliamo adesso di pensioni. 2023 sono, pensate, 60.000 i trevigiani che rischiano decurtazioni. Questo è un problema che riguarderà poi chiaramente anche altre province. Quasi 10 milioni di euro complessivamente nella Marca da qui ai prossimi 2 anni. Vediamo. È valida per il 2023-2024, sottrae complessivamente in provincia di Treviso oltre 10 milioni di imponibile, che sostanzialmente rappresentano 7 milioni di euro netti in meno su 60.000 famiglie. I calcoli sono complessi e variano a seconda delle fasce, ma al netto delle rivalutazioni annunciate la Marca perderà diversi milioni di euro all'anno. A dirlo l'ufficio studi dello SPCGL di Treviso, guardando alle norme contenute nella finanziaria in discussione. Sui 225.000 pensionati trevigiani, circa 150.000 non dovrebbero avere problemi. Sono quelli che si collocano nella fascia tra i 525 e i 2.101 euro. Per loro la rivalutazione è al 100%, copione diverso per tutti gli altri. 59.903 pensionati nella provincia di Treviso hanno un introito medio che si aggira tra i meno i 31 euro per le fasce comprese dai 2.000 ai 2.626 euro a meno 169 euro per le fasce oltre i 5.223 euro di pensione mensile. La fascia più penalizzata, dice sempre la CGIL, sarà quella di percettori che oscillano tra i 2.101 euro e i 2.626, che a gennaio e febbraio riceveranno importi inferiori a quelli erogati fino a quest'anno, nonostante la rivalutazione e anche per effetto dell'assorbimento dell'acconto del 2% decretato dal governo Draghi. Complessivamente diminuirà l'imponibile per le tassazioni locali, comprese le addizionali comunali. Da segnalare l'effetto depressivo sui consumi. La bocciatura della linea governativa è netta. Si fa l'esatto contrario di quello che hanno promesso. Non portano le minime a 1.000 euro e non muovono la Fornero in senso positivo, anzi fanno la stessa cosa che ha fatto la Fornero, cioè cassa sui pensionati.
E come vi avevo annunciato, adesso noi ci spostiamo in compagnia del nostro Federico Fusetti a Padova, perché insomma dobbiamo cercare di farci raccontare come stanno andando queste ore di shopping, queste ore di regali in vista, insomma, oramai manca poco, del 25 dicembre. Sotto l'albero cosa mettono i padovani, Federico? Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori, c'è un po' di tutto, ecco, proprio siamo nel cuore di Padova, nelle piazze, in particolare piazza della frutta, come vedete molte le bancarelle, abbastanza frequentate direi, e sono 140 in tutto le bancarelle presenti nel centro di Padova, quindi un numero direi considerevole, distribuite lungo un po' tutto il centro storico. Poi non dimentichiamo che ci sono anche tutti i negozi sotto il Salone, che è una sorta di centro commerciale naturale, e anche lì una, diciamo, notevole disponibilità di altri prodotti, e direi che possiamo anche andare a provare a sentire qualcuno un po' per capire come sta andando. Chiediamo qui alle signore, buongiorno, come stanno andando gli acquisti per Natale? Niente, va bene, non importa, questo può succedere. Posso chiederle come sta andando? No, io no. Sta molto bene, molto bene. Siete contenti? Sì, siamo contenti perché prima delle feste le persone comprano, sì, vendiamo bene. Bene, allora in bocca al lupo, bene. Ecco, allora avete sentito soddisfazione. Proviamo un'altra bancarella qui per capire come sta andando. Come vi dicevo, siamo in piazza della frutta, che è proprio veramente una delle piazze del cuore di Padova. Ecco, signora, come stanno andando gli affari? Niente. Male? No. Cioè non vuole parlare? Non voglio interviste. Va bene, niente, grazie lo stesso. Ma un po' poco natalizi, Vediamo di sentire qualcun altro. Vieni Christian, sono con Christian Roque Allende, vediamo dove c'è magari un po' meno gente. Ecco, questa potrebbe essere, sì. Vediamo un po', proviamo. Posso chiederle come sta andando? Bene. E siete contenti? Sì, finché c'è gente allora lavorare, il movimento c'è, abbiamo, sì, sì. Ma cosa va soprattutto? Cosa comprano soprattutto? Guantini, cappellini, sì. Un po' di tutto, sì. Grazie, buon lavoro. Ecco Alex, così insomma un po' uno spaccato veloce di quello che sta accadendo in centro. Direi che insomma poi noi raccoglieremo altre testimonianze e ve le manderemo. Assolutamente, insomma, comunque è anche ora di pranzo, quindi magari qualcuno stava pensando più a staccare un attimo la spina che insomma sì, a concedersi al tuo microfono, ma sicuramente raccoglierai tante voci. Federico, una domanda proprio velocissima in chiusura, prima di salutarti, al di là, insomma, adesso anche un po' l'orario è quello che è, ma tanta gente anche in centro, perché tu sei nella zona appunto del mercato, ma negozi, Padova come cuore pulsante, centro storico, fa segnare un afflusso importante di gente? Sì, assolutamente, direi proprio di sì, anche distribuiti in tutto il corso della giornata. Ovviamente insomma poi ci sarà l'ultimo colpo finale domani e dopodomani, e la sensazione è veramente che anche i negozi siano molto molto frequentati. Molto bene, allora lasciamo il nostro Federico Fusetti e Christian Roque Allende al loro lavoro. Grazie per questo collegamento. Noi adesso ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, ma rientriamo subito perché abbiamo altre notizie e tanto altro da vedere insieme. (12:45), ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, avete visto, abbiamo parlato del Natale, siamo stati a Padova per capire un po' che aria tira nella città patavina, e con il nostro Federico Fusetti insomma ci ha confermato che c'è davvero tanto movimento, tanta gente. Adesso però alterniamo un po' notizie di folklore, di attualità alla cronaca, e cronaca che ci porta a Vicenza. Parliamo di alta velocità, risolti i problemi del tracciato in zona Fiera e nella stazione STV.
TAV, un progetto innovativo, complesso, da fare col bisturi per tutelare Vicenza. Sul secondo lotto il progetto ha bisogno di un lifting, evitando così ricadute in zona fiera. Per questo, sulla base delle richieste del sindaco e della giunta, IRICAV 2, per conto di RFI, ha previsto lo spostamento di un sottovia, l'eliminazione di un'area tecnica e la rimodulazione del progetto per meglio organizzare la viabilità nel quartiere fieristico durante il cantiere di Viale degli Scaligeri, quando la zona dovrà sopportare anche il traffico da e per l'autostrada. Lo spostamento dell'asse viario verso la fiera permetterà di evitare il taglio del parco di Villa Bonin e in particolare eviterà l'abbattimento di alcuni immobili strategici anche per la stessa fiera, e questo è un risultato importante con spese a carico naturalmente di IRICAV. C'è poi un'altra modifica determinante richiesta dal Comune di Vicenza ad RFI e riguarda l'area della stazione SVT. Bisogna ricostruire la pensilina più a ridosso della stazione e predisporre aree di sosta in modo più funzionale al trasporto pubblico, sia durante i lavori che poi una volta ultimati. La stazione di SVT ha permesso con un accordo di avere un risparmio a carico di Comune e Provincia di alcuni milioni di euro, in quanto i lavori saranno posti a carico dello Stato, i quali faranno una serie di cantieri e di opere a loro carico proprio per garantire il trasporto urbano ma soprattutto extraurbano, e quindi delle aree di manovra all'interno dell'attuale area della stazione, che si amplierà e andrà poi verso la progettazione esecutiva, che è quella che vedrà realizzato queste modifiche. Continuiamo a parlare di lavori pubblici, viabilità, ma anche di sicurezza. Si ritengono molto soddisfatti dall'esito dell'incontro a Roma i 22 sindaci del Veneto orientale, che hanno chiesto l'accelerazione dei lavori per la realizzazione della terza corsia nel tratto della 4, il cosiddetto tratto maledetto. Siamo stati ricevuti dal prefetto Sua Eccellenza Mazzucca, abbiamo portato a termine la missione che ci eravamo dati, che era quella di portare all'attenzione del Presidente della Repubblica il tratto della 4 che va completato. Siamo molto soddisfatti di come il prefetto ha avuto modo di descrivere la pratica che noi abbiamo trasmesso e che ha avuto modo di analizzare. Abbiamo chiesto attenzione e abbiamo ottenuto attenzione, e soprattutto la parte più importante per quanto mi riguarda è che ha promesso un'attenzione che non cesserà fin tanto quando non saranno terminati i lavori. Sono soddisfatti i 22 sindaci del Veneto orientale dall'esito dell'incontro svoltosi a Roma col prefetto e il ministro Casellati, per cui hanno chiesto un'accelerazione dei lavori della terza corsia lungo la A4 nel tratto maledetto, che va da San Donà a Porto Gruaro, teatro di gravi incidenti. Ci riteniamo tutti soddisfatti di questo grande giorno, è un giorno in cui abbiamo portato il problema che per noi è importante, la risoluzione di un problema che ci sta attanagliando. Il prefetto Mazzucca ha capito l'importanza, perché ha visto 22 sindaci che insieme sono venuti a portare questo pensiero. Siamo qui tra le altre cose per onorare un impegno preso idealmente con i familiari delle vittime che ci sono state e che ci sono lungo quel tratto maledetto di A4, e cioè di garantire loro che per quello che è nelle nostre competenze, anche fosse solo la pressione da esercitare nei confronti degli organi responsabili di attuare queste azioni, ecco, noi stiamo facendo la nostra parte. Adesso ci spostiamo a Padova. Locandine anonime sono comparse in città alla ricerca della statua di donna promessa e sinora mai realizzata in Prato della Valle. Ha agito coperta dall'ombra della notte la mano che ha attaccato con lo scotch nel centro storico della città. Prato della Valle, Piazza dei Signori, sono riconoscibili alcune locandine con effigiata la sagoma nera di Elena Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo proprio a Padova, con sottoscritta la frase «La statua scomparsa». Correva il mese di dicembre dell'anno 2021, quando all'ombra del santo, non si parlava ancora di uno spostamento della statua del Gattamelata, si infiammava la polemica sulla mancanza di una statua di donna in Prato della Valle, dopo la proposta degli allora consiglieri comunali Margherita Colonnello e Simone Pillitteri.
Anonimi i volantini, siglata dall'Associazione Veneta Mi Riconosci, l'informativa giunta mattiniera in redazione che pone alla pubblica attenzione la richiesta di tornare a parlare del tema di fatto dimenticato. Di statue di donna ne dovevano sorgere numerose in tutta la città, ma non in Prato della Valle, aveva risposto allora Palazzo Moroni alla petizione forte di ben 6.000 firme presentate in Consiglio Comunale. Per ora, volantini a parte, statue di donne non se ne sono viste e sono una decina in tutto il Veneto. I padovani ne chiedono notizie, recita la locandina, e noi con loro. 12 aggressioni fisiche da inizio anno ad oggi sui mezzi MOM, 24 i provvedimenti presi. È una vera e propria emergenza quella che riguarda il trasporto pubblico della Marca dopo l'ennesimo episodio che si è registrato l'altra sera. Bene, 3 i soggetti che hanno malmenato un autista sono stati identificati anche grazie alle telecamere. Solo nel 2022 abbiamo avuto 14 casi di aggressione, 4 di autisti e 10 di controllori. E le assenze per tali motivi, quindi per malattie dovute alle aggressioni, sono stati più di 361 giornate. A fine 2022 è un vero e proprio bollettino di guerra quello di MOM, la società di trasporto pubblico locale della Marca, cui si aggiungono ben 24 procedimenti pendenti penali tra aggressioni, imbrattamenti e interruzioni di pubblico servizio. L'ultimo episodio in via Lungo Sile Mattei, con un autista che avrebbe urtato un furgoncino parcheggiato in malo modo nel corso di una manovra. Sono le 19, il conducente scende dal mezzo, i danni sembrano minimi, quanto spropositata e ingiustificata appare la reazione di 3 individui. L'autista è tornato a bordo del mezzo, 2 di questi personaggi l'hanno rincorso, sono entrati sull'autobus, quindi sul posto di guida dell'autista, e l'hanno in qualche modo aggredito, mentre un terzo era fuori dal pullman che batteva sui vetri. Immediata l'allerta dei passanti, arrivano SUEM e agenti di polizia. Mentre i 3 si dileguano, l'autista viene portato in pronto soccorso. La prognosi è di 8 giorni. E quindi ha il volto tumefatto e ha delle ferite. E faremo la denuncia. Questi erano italiani. Quindi voglio dire che la situazione è generalizzata. Quindi rispetto per le persone non esiste più. I soggetti sono stati individuati poco dopo, grazie anche alle telecamere, identificati un calabrese e un pugliese che lavorano in una ditta edile della cintura urbana, ma resta un problema più generale che riguarda per esempio anche i sanitari. Per i sindacati va aperto un tavolo istituzionale ad hoc con le forze dell'ordine e non solo. Io credo vada assolutamente aperto subito un tavolo di discussione anche con personale tecnico. C'è una società che sempre più sembra sull'orlo di una crisi nervi. Restiamo a parlare di questa emergenza, di questa problematica, perché di un clima teso e fatto anche di tanti insulti parlano gli stessi autisti. Spesso racconta poi un ragazzo, gli autisti vengono insultati e derisi per scherzo. Insomma, ci riassume tutto e ci racconta nel prossimo servizio la voce degli autisti e non solo, Christian Arboit. Purtroppo ci sono giovani che sono un po' troppo aggressivi nei confronti degli autisti. Gli chiedi il biglietto, non ti rispondono, ti lascia stare, oggi è una brutta giornata e compagnia bella. C'è maleducazione in giro e purtroppo non glielo so spiegare il perché. Le è mai capitato qualcosa di spiacevole? Non mi faccio mettere le mani addosso, non mi faccio mettere i piedi addosso, le mani soprattutto. Cerco di tenere una certa distanza. Che il clima sui pullman sia cambiato lo dicono i diretti interessati, sempre più bersaglio soprattutto di insulti. Lo confermano anche gli autisti dei servizi privati, quelli delle lunghe tratte. Non ti ascoltano. Fondamentalmente non ti ascoltano, fanno i comodi loro fino a che poi uno non interviene, magari alzando un po' la voce, ma alla fine, oppure chiami le guardie, le forze dell'ordine e risolvi il problema così. Succede nei ristoranti, succede anche negli ospedali, no? Quante volte succede negli ospedali che no, quindi secondo me farne un dramma
Basta tenerli un po' calmi, saper parlare. Se stai in mezzo alla strada da sempre li sai gestire, non ci vuole niente. Che il clima spesso sia teso lo riferiscono gli stessi passeggeri. I più giovani parlano di scontri anche molto accesi. C'era stato un episodio in cui eravamo in stazione e c'era stato proprio un litigio tra un ragazzo e un autista per una sciocchezza fondamentalmente, però poi si erano veramente accesi i toni. È vero che succede molto spesso anche con gli autisti, sì, e delle navette e anche degli autobus di linea. Sì, i ragazzi lo fanno per divertirsi. Quindi magari insultano per divertimento. Sì, per far ridere il gruppo. Tante volte i tase per non... Hanno tanta pazienza. Oh sì, certo bisogna. E loro hanno tanta pazienza, tanta. Da un tipo di inciviltà all'altra, quindi adesso ci spostiamo a Padova, parliamo dei furbetti dei rifiuti. Nel 2022, quest'anno, pensate, quasi 800 multe fatte a chi ha abbandonato l'immondizia in strada. Guardate anche che cosa hanno smascherato le telecamere. La telecamera riprende la signora che tranquillamente arriva, scarica l'immondizia nei bidoni, ma mentre sta depositando i rifiuti il ladro apre la portiera dell'auto e le ruba la borsa. Le telecamere comunali posizionate per riprendere i furbetti di rifiuti che arrivano da fuori città per gettare l'immondizia nei bidoni questa volta sono riusciti nella doppia impresa, non solo a far multare la signora ma pure a far individuare e denunciare il ladro. Questo è solo uno dei tanti episodi smascherati nel 2022 dalle cosiddette telecamere killer, 65 in tutto, posizionate in 22 vie della città di Padova. Sono due telecamere mobili che vengono posizionate in siti nei quali si verificano dei conferimenti errati di rifiuti, e queste telecamere, che sono precedentemente anticipate da una segnaletica che avverte la cittadinanza della presenza proprio di queste telecamere. Nonostante questo, purtroppo abbiamo accertato qualcosa come 10 volte in più le sanzioni che venivano rilevate prima del 2021. Nel 2022 sono state ben 768 le multe fatte a persone sorprese a scaricare in strada i rifiuti in modo abusivo. C'è chi butta sedie in un cortiletto pubblico, chi arriva da fuori città per scaricare imballaggi, chi in tutta tranquillità abbandona l'intero mobilio sotto un ponte. Grazie alle telecamere e alla task force formata dalla polizia locale, a Cegassa PS e il settore ambiente, le multe sono lievitate rispetto agli anni precedenti. Per la maggior parte sono persone da fuori comune che vengono e scaricano le immondizie prodotte fuori dal comune di Padova e le depositano nel nostro territorio. Poi abbiamo la diversità, c'è persone che non conferiscono correttamente seguendo il calendario della raccolta differenziata che esiste fra quartieri e infine il deposito a terra di sacchetti di immondizia che dovrebbero essere invece conferiti nei contenitori appositi. Ancora bilanci, ancora punto della situazione, ancora momenti di riflessione su come è andato il 2022 nelle varie aree del nostro Veneto e nei vari settori economici. Tutto questo tra poco, dopo la pubblicità. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, prima di andare in pubblicità, vi ho anticipato, parliamo di bilanci che riguardano insomma il nostro territorio, equilibrismi, possiamo definirli così, a Palazzo Rosso, una situazione non certo facile per il comune di Belluno, perché insomma si parla di un bilancio da chiudere, ma anche di fare un vero e proprio bilancio di come sono andate le cose quest'anno e di come insomma bisognerà affrontare il 2023. In collegamento per noi in diretta vedo pronta la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana.
Sì, eccoci, buongiorno Christian, parliamo di del bilancio dell'amministrazione comunale di Belluno. Impossibile arrivare all'approvazione del bilancio entro la fine dell'anno, esattamente come sta accadendo anche per lo Stato. Il 29 di dicembre il Consiglio Comunale e l'assessore Paolo Gamba, che è anche vice sindaco del Comune di Belluno, dal momento del suo insediamento sta facendo un grande lavoro per far quadrare i conti. Si partiva da un segno meno. Sì, si parte da un segno negativo ed è chiaro che questo è un bilancio di previsione del 2023. Cerchiamo di farlo il più realistico possibile, il meno fantasioso possibile, perché crediamo che in questo momento storico sia indispensabile, come che la gente sta vedendo, di essere coi piedi per terra e cercare di trovare delle soluzioni anche diciamo in questo momento difficili da trovare, ma per dare un dato specifico abbiamo mantenuto tutto quello che riguarda il sociale, abbiamo cercato di dare forza anche un po' alla cultura ed è chiaro che la coperta è un po' corta, perciò abbiamo dovuto togliere in altre parti, tipo le manutenzioni, tipo i lavori pubblici, che però è chiaro che con l'avvento del PNRR sarà già difficile per noi, con la struttura che abbiamo degli uffici, portare a termine tutti i lavori e tutti i progetti che ci sono nel PNRR, e poi si arriverà anche addirittura il Pingua, non so dove andremo a finire. Senta, non è questione di questi giorni, ci sono come dire, malumori, mal di pancia in relazione all'aumento delle tariffe, parliamo dell'idrico, parliamo dei rifiuti, parliamo delle mense scolastiche, parliamo anche delle rette della casa di riposo, peraltro annunciate con largo anticipo, perché il bilancio questo è, e come se non bastasse, nella seconda parte del 2022 si è aggiunto anche il contraccolpo della guerra in Ucraina, che ha causato il rincaro dell'energia. Voi siete intervenuti in maniera tempestiva per cercare di rendere più semplice probabilmente la vita anche ai cittadini, però spegnendo le luci. Questo è stato più che tempestivo, anche drastico, perché abbiamo dovuto spegnere le luci. Io, avendo visto il bilancio costo per costo, ho evidenziato due costi enormi, quelli delle due gallerie, che ci stanno facendo risparmiare 110.000 euro all'anno di luce. È chiaro che ci sono dei disagi, è chiaro anche però che sul bilancio che noi andremo ad apportare di previsione del 2023 riusciamo a togliere quasi 380.000 euro di risparmio solamente con l'energia. Ed è chiaro che questo è importante. Non abbiamo voluto e non vogliamo portare un bilancio così fantasioso il 29 dicembre, lo porteremo il 30 di gennaio, anche perché volevo soprattutto capire anche gli aumenti o le diminuzioni che ci sono per quanto riguarda il discorso energetico, perché se noi guardiamo il costo medio dell'energia ad agosto era 0,78, in ottobre era 0,38, adesso siamo 0,45, 44 a novembre, che il dato di novembre devo ancora chiuderlo in questi giorni qua. Quindi sono prezzi fluttuanti. Perciò è chiaro che la bacchetta magica non ha nessuno, noi possiamo sperare però lo sperare dopo ci troviamo col fatto che il bilancio diventa pesante, perché dobbiamo togliere o aggiungere o fare altri. Perciò è chiaro che più riusciamo ad avvicinarci alla realtà, più riusciamo anche a imprimere qualcosa per il 2023. Mi auguro, e questo è un augurio che sto facendo, che il nostro sforzo, quello di tenere sotto controllo le società partecipate, SERSA e Sportivamente soprattutto, che ogni mese noi controlliamo i bilanci, verifichiamo quelli che sono gli andamenti, ripeto, negativi, ma negativi per tante situazioni, l'energia, il fatto dei costi aggiuntivi, il fatto che manca personale, e il personale è vero che diminuisce i costi, ma diminuisce anche i servizi che dai.
Perciò diventa un problema, è un problema che spero sia abbastanza limitante o limitato, però non lo so dove andremo a finire, insomma. Quindi questo è il suo auspicio per l'anno nuovo, per il 2023. Che cosa si sente di dire ai cittadini in questi giorni? Siamo sotto le feste di Natale, si moltiplicano i messaggi e gli auspici di fiducia, di serenità, eccetera. I cittadini bellunesi possono essere fiduciosi che il loro comune continuerà ad essere attivo e virtuoso? Ecco. Allora, io intanto di mia natura sono un ottimista, sono un imprenditore e credo di cercare di vedere le cose in quel senso lì. È chiaro, ripeto, che noi non possiamo dimenticarci le persone che oggi sono in difficoltà, e ce ne sono parecchie a Belluno in difficoltà. È chiaro che dobbiamo essere tutti quanti consapevoli che determinati tipi di aumenti, oggi se dovessimo fare un ragionamento Istat, dovremmo aumentare le tariffe tutte del 10-11%, perché l'inflazione è quella cifra lì. Perciò se riusciamo a contenere e se riusciamo soprattutto a trovare delle soluzioni per quanto riguarda il sociale, che diano la possibilità a queste persone che sono in difficoltà di essere aiutate, credo che questo sia il nostro scopo. È chiaro, dopodiché i tombini, i buchi, gli sceppi, tutte queste cose sono meravigliose e noi cercheremo di trovare soluzioni, ma è chiaro che dobbiamo orientarci più su queste persone qui, in questo momento qui. Grazie all'assessore e vice sindaco del comune di Belluno Paolo Gamba, buon Natale a lei e alla sua famiglia e ai suoi collaboratori. Restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra collega Tiziana Bolognani per averci fotografato questa situazione che vede protagonista il comune di Belluno. Dunque abbiamo uno spaccato anche di quello che è stato il 2022 con le sue problematiche, di come verrà anche impostato il nuovo anno per quello che riguarda il capoluogo montano. Adesso continuiamo con la nostra serie di bilanci, perché ci spostiamo a Treviso per fare il punto della situazione con il procuratore capo Marco Martani, che traccia un quadro della situazione di come è andato quest'anno, di quelle che sono state settimane, mesi di attività, di inchieste, di indagini e quant'altro che hanno visto impegnata la Procura. I fenomeni più eclatanti da un punto di vista penale nella provincia di Treviso sono legati alla criminalità economica, più che quella comune. Da quasi un anno a capo della Procura di Treviso, Marco Martani traccia un primo bilancio delle attività svolte e delle indagini che hanno impegnato gli inquirenti in questi mesi. Una provincia benestante, la Marca, nella quale continua a predominare la cosiddetta criminalità economica. Il fenomeno più grave rispetto ad altre realtà analoghe è legato alla criminalità economica, in particolare alle frodi, le frodi in materia fiscale, quelle in materia di benefici con i cosiddetti bonus, il super bonus facciate, il bonus 110%. Economia e finanza che stanno segnando da mesi l'attività della Procura. Da quest'estate la Procura è impegnata in un'indagine molto ampia su un fenomeno di truffe legate all'abusivismo finanziario di una società che vendeva dei servizi per l'acquisto di criptovalute. Gli risparmiatori coinvolti sono veramente molto numerosi, si parla forse anche di migliaia, li stiamo accertando, per un totale di svariate decine di milioni di euro. Sul fronte della criminalità comune, l'anno che sta per concludersi è stato segnato da diversi omicidi, 3 in ambito familiare e 2 che hanno destato grande allarme sociale: l'uccisione a scopo di rapina dell'83enne Adriano Armelina a Pieve di Soligo, il presunto omicida è stato arrestato, e la rissa tra stranieri a Fiera costata la vita ad un kosovaro di 52 anni. Ma il 2022 è anche, e purtroppo, l'anno che ha visto 70 trevigiani perdere la vita sulla strada. È un fenomeno che noi cerchiamo di contrastare dal punto di vista giudiziario, ma qui si tratterebbe di lavorare soprattutto sulla prevenzione, con una educazione che parta fin dalle scuole e che insegna alle persone che chi beve non si mette poi alla guida.
Bilancio di fine anno anche a Palazzo Ferrofini, quindi bilancio per quello che riguarda l'attività della Regione Veneto con il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Quest'anno praticamente per quasi 3 mesi abbiamo dovuto silenziare l'attività del Consiglio per le elezioni amministrative e per quelle politiche. La legge della par condicio non ha più senso e il Veneto si schiera con decisione per riformare le norme che dal febbraio del 2000 regolano gli accessi ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali. Norme totalmente superate, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, da una realtà che in più di 2 decenni si è profondamente evoluta con l'avvento di Internet e dei social network. Organi di TV, organi di carta stampata devono agire, lavorare con freno a mano tirato per 3 mesi all'anno è assolutamente assurdo. Non ha più senso, va superata, va cambiata. Abbiamo contatti in questo momento con l'Agicom anche per concordare un qualcosa che possa essere utile e portato in Parlamento in tempi brevi. Le elezioni amministrative e politiche del 2022, oltre a far scattare per 2 volte la par condicio, hanno inevitabilmente rallentato anche i lavori del Consiglio regionale, senza tuttavia influenzare un'attività oramai tornata ai livelli pre-pandemia. Abbiamo avuto temi che riguardano l'ambiente, leggi che aspettavano l'aggiornamento da qualche decennio sia nell'ambiente sia nelle attività estrattive ad esempio, o misure di contenimento del suolo, iniziative che riguardano la sanità che hanno accompagnato la sanità del post pandemia. L'incontro di fine anno è stata anche occasione per inaugurare la nuovissima sala stampa del Consiglio regionale del Veneto, altamente tecnologica e intitolata ad Oriana Fallaci, con auguri di Natale finali accompagnati da un'esibizione dell'Orchestra dei Licei Musicali del Veneto. E adesso nel nostro ping pong tra attualità, cronaca e insomma il periodo di festa che contraddistingue queste giornate, torniamo proprio a parlare di Natale, anzi in questo caso parliamo di feste ma parliamo di Capodanno blindato a Padova, accessi limitati in piazza Insurrezione per il concerto di Max Gazzè e divieto di portare bevande. Accessi controllati da 4 varchi per limitare il numero di persone che potranno accedere in piazza Insurrezione, dove è in programma il concerto di Max Gazzè. Capodanno blindato a Padova per festeggiare la fine del 2022. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è svolto in prefettura riunendo forze dell'ordine e amministrazione comunale, ha disposto tutte le misure per garantire lo svolgimento del veglione di San Silvestro in modo sicuro. L'area attorno a piazza Insurrezione sarà transennata, vi si potrà accedere da 4 varchi presidiati dalla sicurezza. All'interno della piazza non si potrà accedere con lattine o bottiglie, per questo nei prossimi giorni dovrebbe essere firmata dal sindaco di Padova Sergio Giordani un'ordinanza che vieta il consumo di qualsiasi tipo di bevande dentro l'area dello spettacolo dalle 20 del 31 dicembre fino alle 7 del 1 gennaio. Un provvedimento sulla falsariga di quelli già disposti per i capodanni di Prato della Valle prima che venissero sospesi a causa della pandemia. In piazza Insurrezione è stata fissata la capienza di circa 6.000 persone. E a proposito delle festività, arrivano gli auguri di Polizia e Carabinieri per un Natale felice e sicuro. Per noi è importante mantenere sempre la sicurezza nell'area di responsabilità e quindi daremo ai nostri carabinieri la possibilità di passare tanto tempo con le loro famiglie, ma anche di mantenere sempre una grande attenzione e un focus sul nostro territorio. Le festività natalizie, Capodanno e Epifania compresi, rappresentano uno fra i momenti di maggiore afflusso turistico in provincia di Belluno. Garantire la sicurezza a residenti e villeggianti è l'imperativo per le forze dell'ordine bellunesi impegnate sul fronte della prevenzione e, se necessario, della repressione dei reati. L'augurio per le prossime feste dei vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato porta con sé la speranza di serenità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sarà un Natale, mi auguro, sereno, come mi sembra che anche per quelli che sono i profili di mia competenza la situazione sia una situazione di serenità, tutto sommato. C'è stato qualche piccolo problema che abbiamo risolto e quindi sono abbastanza soddisfatto sotto questo aspetto. L'impegno delle forze dell'ordine sarà garantito anche sulle piste da sci in tutti i comprensori della provincia. Siamo
siamo in forze per garantire sia il servizio nelle città sia il servizio piste, che è un servizio molto importante. Laddove si sposta la popolazione si sposta chiaramente anche l'Arma dei Carabinieri, e quindi attraverso il nostro servizio di vigilanza ma anche di soccorso manteniamo un presidio stabile su tutti i comprensori del Bellunese. E adesso una notizia che farà piacere sicuramente alle future mamme, perché le donne in stato di gravidanza saranno favorite d'ora in poi rispetto agli altri candidati nei bandi per le assunzioni negli uffici della provincia di Treviso. Una misura pensata per contrastare il calo demografico, ha spiegato il presidente dell'ente Stefano Marcon, annunciando la decisione durante l'assemblea dei sindaci della Marca riunita proprio per l'approvazione del bilancio. Dunque donne in stato di gravidanza che avranno un trattamento di favore, possiamo dire così, tra virgolette, rispetto insomma agli altri candidati che saranno favorite. Dunque d'ora in poi per quello che riguarda le assunzioni negli uffici della provincia di Treviso. Anche questa insomma è una sicuramente bella notizia, notizia che in un certo qual modo, no? Visto che a Natale si preferiscono dare notizie liete, quindi è una notizia che si incastra bene in quello che è il nostro blocco attuale di servizi incentrati proprio su questi giorni di festa che adesso ci portano a raccontarvi un'iniziativa particolare nel prossimo servizio di Nicola Marcato, perché per gli auguri di Natale la Polizia Treviso ha portato degli agenti a 4 zampe nel reparto di pediatria dell'ospedale, riuscendo a portare ai bambini ricoverati sorrisi e serenità. Si chiamano Max, Tarol e Jody. Sono 3 specialissimi agenti a 4 zampe del gruppo cinofili presso l'aeroporto di Venezia e della questura di Padova. Tutti insieme oggi pomeriggio si sono recati nel reparto di pediatria dell'ospedale Caffoncello di Treviso per regalare sorrisi e risate ai piccoli pazienti del reparto. La manifestazione, giunta ormai alla 13ª edizione, torna finalmente dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, riproponendosi di portare gioia ai piccoli pazienti e ai loro genitori, oltre al ringraziamento di tutti i poliziotti di Treviso e ai medici della pediatria. La polizia è stata qui con noi, è una bellissima iniziativa. Qui ci sono le forze dell'ordine che portano allegria all'interno del reparto di pediatria, poi portano gli animali, che con i bambini voi sapete che gli animali e i bambini vanno molto d'accordo, e quindi è veramente un momento di serenità. Speriamo di portare un sorriso, vedo che i bambini sono interessati, li accarezzano, cani così buoni, così docili, e farli toccare, insomma ci sembra che i bambini siano molto contenti, però i bambini stanno dando anche qualcosa molto a noi. E quindi veniamo proprio volentieri, mi sembra che sia quasi uno scambio di bei sentimenti. I 2 pastori tedeschi e il Labrador hanno dato prova di obbedienza e abilità e del loro fiuto da grandi poliziotti. Ci sono i cani che trovano gli esplosivi, poi vedrete cosa fanno, ci sono i cani che ci difendono e poi ci sono i cani che ricercano le persone quando il nonno va in montagna e si perde. Abbiamo quel cane che trova il nonno in montagna che si perde. Infine, fra decine di applausi e carezze, le 3 star, accompagnate dal questore e dai poliziotti in divisa, hanno con la loro simpatia aiutato a consegnare i regali di Buon Natale ai bambini presenti nel reparto. Auguri! È stato uno dei fronti aperti delle ultime ore, ma alla fine il governo ha deciso, adesso restiamo a parlare di tematiche di sanità, comunque legate al mondo della salute, perché è stata prorogata la possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o messaggio. Vediamo. Alla fine l'esecutivo ha optato per la proroga almeno di 1 anno. Resta dunque la possibilità a partire dal 1° gennaio di ricevere le ricette mediche via mail o SMS. La misura introdotta con ordinanza della Protezione Civile durante l'emergenza Covid era infatti in scadenza a fine anno e voci all'interno della stessa maggioranza parlavano anche di un possibile stop, ipotesi che aveva fatto scattare la protesta dei medici di base. Ma non solo, per noi non esiste tornare indietro, è un segno di efficienza, è stata la prima dichiarazione ufficiale di
di giornata del governatore Luca Zaia, arrivata giusto in tempo per il Consiglio dei Ministri, presieduto dal vice premier Matteo Salvini, e che ha dato l'ok al decreto milleproroghe. Mentre a livello politico si assiste all'ennesimo caso di questi giorni, tutto interno al centrodestra, gli operatori tirano un sospiro di sollievo. Io non entro su un piano politico, entro più su un piano tecnico, che è quello che forse più mi compete. Devo dire che stiamo andando verso il sistema sanitario elettronico a livello veneto. A livello nazionale si punta a creare addirittura un sistema informatizzato nazionale. E credo che sia assurdo fare retromarcia sulla DEMA, sulla dematerializzata, perché ovviamente il sistema sempre di più ci porterà a livello di elettronico. Questo nel giorno in cui l'Osservatorio GIMBE certifica come il Veneto sia la terza regione in Italia per adempimenti dei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni che il servizio sanitario eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket. Un ringraziamento va a tutti i nostri operatori che dopo 2 anni di Covid hanno comunque continuato a dare dei livelli di assistenza importanti, quindi un grazie a tutti, e contemporaneamente, come dire, una scusa che faccio ai nostri cittadini, perché il Covid ci ha portato ad avere diverse liste d'attesa galleggianti che stiamo smaltendo e che forse è l'unico neo vero che noi dobbiamo migliorare, però lo sanno bene i cittadini che non avendo specialisti e perché non li troviamo dovremmo come dire, impegnarci al massimo per abbattere queste liste d'attesa, cosa che faremo, e l'augurio del 2023 è proprio quello. Avvistati i lupi a Valdobbiadene grazie all'ausilio di una fototrappola. Non occorre salire sulle cime delle montagne per incontrare le tracce del lupo, lo testimoniano le immagini realizzate attraverso un dispositivo detto fototrappola installata da Matteo Righetto nel bosco di Valdobbiadene. Faccio fototrappolaggio da qualche anno per passione, ma più che altro per curiosità di vedere cosa succede qui fuori di notte, lontano dagli occhi. E i passaggi sono tanti: cervi, caprioli, tassi, volpi, faine. È un mondo tutto da scoprire. Sono diversi ormai i lupi che si sono stanziati tra il Grappa e il Cansiglio. Nel Monte Cesena è stata accertata l'esistenza di un branco. A inizio mese queste immagini lo hanno immortalato a Valdobbiadene. Inizialmente la sua presenza ha spaventato, in particolare a Cima Grappa, dove alcuni animali di allevamento sono stati sbranati, ma la Regione del Veneto ha risarcito gli allevatori. Al principio la paura è stata grande, ora però ci sono tutte le premesse per una tranquilla convivenza. Lo spontaneo ritorno del lupo non deve suscitare allarmismi. Sta a noi rendere gli animali domestici delle prede svantaggiose rispetto agli animali che i lupi possono trovare nei boschi. Abbiamo la tecnologia e la metodologia per farlo ed esiste una legge che tutela la specie. Non dobbiamo quindi avere paura e essere terrorizzati dai lupi, non dobbiamo neanche considerarli i nostri amici. Dobbiamo considerarli delle stupende macchine per mandare avanti l'ecosistema, perché teniamo presente che un bosco con i lupi è un bosco più sano, perché senza i lupi i boschi sarebbero molto devastati dagli erbivori. Pensate, abbiamo 2 milioni di cinghiali in Italia, almeno 2 milioni di cinghiali, quindi del lupo abbiamo necessità. Però l'importante è saperlo gestire in un modo corretto, senza nessun tipo di allarmismo. Nel bosco si trovano molte tracce e fanno paura quelle del lupo, ma dovrebbero preoccupare di più quelle lasciate dall'uomo, inequivocabili, segno della sua inciviltà. Il 2022, lo abbiamo detto, è agli sgoccioli, allora adesso facciamo il bilancio della situazione a Bassano del Grappa. Il 2022 ha le ore contate ed è tempo di bilanci, di fare appunto i conti, con un anno senza dubbio difficile per tutti. Bassano guarda al 2023 con tante premesse e promesse che i cittadini si augurano non rimangano incompiute. L'amministrazione di Elena Pavan, nel consueto incontro con la stampa per i saluti natalizi, ha fissato l'agenda delle priorità. Sicuramente il completamento di tutta la preparazione istruttoria per l'avvio dei lavori del Genius Center ex Polo Santa Chiara. Sicuramente questa è una soluzione molto attesa, è uno dei nodi critici storici della nostra città.
Ma il nuovo anno porta in dote tanti temi caldi che l'amministrazione ha messo in calendario: una nuova rotatoria all'altezza di Viale Venezia e Via Montegrappa, la realizzazione di una cittadella della protezione civile nell'ex caserma Fincato con uno spazio alle associazioni e l'impegno per tener viva la candidatura del Ponte Vecchio a patrimonio UNESCO, queste ultime strade già tracciate in passato. Sul Caffè Italia il sindaco Pavan chiude il discorso veranda esterna, troppo cara, e apre all'utilizzo della torre per un nuovo bando da presentare. Resta sempre il discorso aperto e mai chiarito del tutto sul progetto accantonato dell'architetto Felix Zanata, che aveva ricevuto il consenso della soprintendenza. Poi il Teatro Astra, vero nervo scoperto con la proprietà, racconta Pavan, che non avrebbe concesso la disponibilità a far entrare un tecnico comunale per effettuare una perizia sull'immobile. C'è un po' di stanchezza, credo che, lo ribadisco, non ho problemi a dirlo, credo che stiano prendendo in giro la città, oltre a questa amministrazione, e siamo in attesa che il perito ci consegni questa perizia. Sul tema economico, sappiamo che i commercianti soffrono e vivono un momento molto delicato, il Natale sta andando bene, probabilmente speravano che andasse ancora meglio, però mancano ancora alcuni giorni per le ultime compere, speriamo che questi ultimi giorni possano dare loro le soddisfazioni che meritano. A tutto ciò vanno aggiunte le altre grosse incompiute, temi su cui è tempo di fare chiarezza e di fare qualcosa. Il Tempio Ossario, a maggior ragione adesso che Vicenza ospiterà la Dunata Nazionale, la Scuola Mazzini, gli impianti sportivi come quelli di Contraprè, il parcheggio in Angarano e tante altre. Siamo in chiusura, c'è tempo ancora per una rapida occhiata per chi magari si fosse sintonizzato davanti alla TV un po' in ritardo, quindi si fosse perso la prima parte del nostro Focus TG, aggiornamento Covid, 2802 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, c'è stato un calo rispetto a 48 ore fa, quando i nuovi contagiati superavano i 3000. Purtroppo registriamo 9 vittime appunto nella giornata di ieri. La situazione negli ospedali però migliora fortunatamente, perché in area medica risultano 900 ricoveri, 735 in meno, quindi c'è un calo importante, mentre quelli in terapia intensiva scendono complessivamente a 37 terapie intensive in tutta la regione, 34 in meno nelle ultime 24 ore. Direi che sono sicuramente numeri che ci permettono di chiudere con il sorriso questa edizione di Focus TG. Io ringrazio la regia di Fabio Verin, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione su Rete Veneta in serata con TG Bassano e TG Vicenza. Grazie per essere stati con noi, a domani.